questo allenamento che è molto importante per il quadricipite, per il femore e per i glutei. Quindi portiamo la gamba destra davanti e parallelamente quella sinistra dietro. Guardate, adesso io mi metto in questa posizione per farvi capire quale sarà il movimento. Per avere l'equilibrio, in questo caso porteremo le nostre mani ai fianchi e scenderemo, mi raccomando non andare con la schiena in avanti, perché deve scendere la gamba posteriore, quindi il movimento sarà questo, 1, 2, ovviamente quando scendiamo, come dicevo, rilassiamo e quindi in questo modo buttiamo anche l'aria fuori, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, su, contraiamo sempre bene i glutei. Questo è un esercizio ottimo, forse il più completo, come dicevo, per il quadricipite, la parte femorale e i glutei. Anche in questo caso i movimenti saranno 20, quindi un esercizio composto da 20 movimenti e ne andremo a fare, come sempre, le nostre 3 serie. Ovviamente passiamo anche alla parte della gamba sinistra, anche in questo caso vedete i piedi devono essere paralleli e l'apertura deve essere più o meno questa. Andiamo a mettere le mani nei fianchi e ricominciamo il movimento. Partiamo. 1, su, schiena dritta, su, 3, su, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e torno, sciolgo perché vado a fare invece adesso questo stesso esercizio a movimenti alterni, quindi gambe alterne, prima destra, poi sinistra. Mi raccomando, l'esercizio di prima, come vi ho detto, dovete farne sempre, seguirne sempre 3 serie. Allora, adesso invece alterniamo la destra e la sinistra. Mi raccomando, le mani sempre in vita, concentratevi su un punto fisso in modo da non perdere l'equilibrio. E faremo in questo modo: 1, torno, 2, torno, 3, 4, 5, 6. Come vedete la schiena deve essere sempre dritta e teniamo le mani nei fianchi appunto per non perdere l'equilibrio. Mi raccomando, i piedi sempre paralleli e conseguiamo sempre l'esercizio con la stessa apertura. Una volta terminato possiamo anche sciogliere le gambe, facciamo un bel respiro, ispiriamo, andiamo su ed espiriamo. Poi nella prossima lezione vi farò vedere anche alcuni movimenti molto importanti che si fanno sempre al termine di ogni esercizio, che è lo stretching. Alla prossima!